Vicenza-Padova, prima del campo parlano le forze dell'ordine che per il derby veneto prevedono misure straordinarie di sicurezza. Innanzitutto la vendita dei tagliandi per i padovani è sospesa ed è vietata a tutti quelli che non hanno la tessera del tifoso. Domani in questura si riunirà il tavolo tecnico per la partita. Al Menti è previsto il tutto esaurito, più di 10.000 tifosi di cui 1.500 biancoscudati, il resto saranno tutti biancorossi. Intanto tengono banco le piaghe finanziarie del Vicenza Calcio. Tra le azioni che il sindaco Achille Variati e il curatore fallimentare Nerio De Bortoli stanno mettendo in atto per mantenere la squadra in Lega Pro, è stato convocato un incontro a Palazzo Trissino per venerdì mattina con le categorie e gli ordini professionali. In quell'occasione verrà illustrato un rendiconto da cui emerge la necessità di contare per l'esecuzione dell'esercizio provvisorio su risorse aggiuntive da raccogliere con progetti di sviluppo commerciale e di solidarietà economica. Insomma, working in progress, il futuro è lì che aspetta, bisogna andare a prenderlo.